geografia del sacro o la geografia sacra era un'antica disciplina condivisa dalle società più antiche di tutto quanto il pianeta. Tutta una serie di conoscenze che sono state trasmesse anche senza l'utilizzo della lingua scritta, ok? E questo fa impazzire gli storici. Scienza, ci devono essere le prove tangibili, e di nuovo ritorniamo al discorso dell'invisibile o del visibile, e di fronte a delle pietre enormi come quelle di Stonehenge, noi siamo completamente muti se dovessimo seguire solamente la parte razionale e scientifica per trovare una spiegazione a quelle cose lì. Blocchi del genere di circa 4-5 metri di altezza, pesano decine di tonnellate. Questi qui non si sono accontentati di usare le pietre della zona, sono andati a prendersi da 250 km di distanza, ok? 250 km di distanza. Questo ci fa entrare in un altro tema della geografia sacra. Perché tu devi andare a sbatterti così tanto per cercare delle pietre che stanno così lontano quando potevi costruire qualcosa con qualcosa che è più vicino? Sappiamo veramente tante cose ormai di questo posto, ma non capiamo perché facevano queste cose qua. Questa è la cosa impressionante. Come hanno fatto? Non lo sappiamo come hanno fatto fisicamente a tirar su quelle pietre. Si può fare. Qua stiamo parlando di ingegneria, perché muovere decine di tonnellate oggi in questa maniera sarebbe molto difficile. Cioè ci vogliono dei calcoli, dei mezzi pazzeschi. Si può fare, ma implica uno sforzo tutt'oggi impressionante. A maggior ragione questi qui sono andati a 250 km di distanza a prendersi le pietre, le blue stones, che sono quelle centrali. Quindi il punto è non tanto come hanno fatto, prima di tutto scardina la nostra idea di civiltà e di trasmissione di sapere, perché queste cose qui sono state fatte senza l'uso di una lingua scritta, e questa è la prima cosa che scardina il nostro modo di pensare, perché se non c'è una lingua scritta, secondo noi non c'è scuola. Chi è un po' all'interno del mondo della tradizione con la T maiuscola, cioè di certe conoscenze esoteriche, sa benissimo che non vengono utilizzate lingue, ok? È una trasmissione di sapere attraverso l'esperienza, fondamentalmente. In più, perché andare a 250 km di distanza? L'unico motivo, non la spiegazione, ma il motivo che può muovere una persona ad andare a fare uno sforzo del genere sono due. Prima di tutto condividevano una stessa visione, quindi c'era un'organizzazione sociale profondissima e c'era un ispiratore che era in grado di muovere centinaia di persone per mesi e con un lavoro pazzesco, che comprendeva sicuramente tutta la comunità. Secondo, se tu vai a prenderti delle pietre così grandi, a quella distanza, in quel posto lì, vuol dire che quelle pietre hanno un certo valore per te, hanno una certa qualità che noi oggi non conosciamo più. Loro all'epoca la conoscevano. Quindi addirittura non solamente la capacità di trasmettere senza una lingua scritta una conoscenza, ma conoscenze che ormai sono perdute. Ok? Abbiamo visto che tutti questi luoghi hanno a che fare con due mondi, cioè sono dei luoghi, ecco di nuovo, dove il mondo fisico incontra il mondo mentale e spirituale, cioè sono due mondi che si incontrano. L'universo veniva concepito come costituito di 3 strati: gli inferi, cioè il mondo di sotto, il mondo di mezzo, la terra, e il mondo di sopra, il cielo. Questi luoghi hanno la funzione di creare un'unità tra il cielo e la terra e di mantenere quell'ordine. Abbiamo detto che cosmo viene dal greco, significa ordine, quindi è un ordine celeste. E perché? Perché le stelle e il cielo è quello che si muove più coerentemente, più regolarmente rispetto a tutto quello che c'è nella vostra quotidianità, perché la terra è il regno della trasformazione, morte, nascita, trasformazione, cambiamento, eccetera, eccetera.
il cielo è fisso, cioè si muove in maniera estremamente regolare. Ecco che l'uomo, fin dall'antichità, scopre questo trucchetto e dice: ok, io mi collego all'ordine del cielo e riesco a beneficiare di alcune informazioni importanti che mi arrivano dal cielo. Il tempo. Allora, la danza del sole mi può scandire un orologio cosmico. Ecco perché così tanta importanza ha per questi allineamenti di cui parleremo oggi, no? Prima Samantha diceva alcuni luoghi, quindi dove venivano svolti i rituali delle antiche religioni, non sono stati scelti a caso, ma venivano scelti in base a peculiari qualità che si manifestavano nelle loro vicinanze o proprio dove venivano fondati questi luoghi. Ad esempio, l'oracolo della Pizia, Delfi, era stato creato, oggi si è scoperto, sopra a una piccola faglia che permette a del gas, probabilmente il gas metano è stato ritrovato, che fuoriesce dalla terra. Questa sacerdotessa conosciuta in tutto il mondo antico era seduta su un trono, il richiedente faceva la domanda, poneva il quesito alla divinità e lei faceva da tramite tra la divinità e l'offerente. Quindi probabilmente entrava in uno stato di coscienza alterato grazie all'uso di sostanze psicotrope oppure l'inalazione di metano, anidride carbonica. Ne sono stati trovati a centinaia di questi luoghi in giro per tutto il mondo. L'uomo antico sapeva benissimo come entrare in stati di coscienza alterati.